Grazie davvero alla dottoressa Salmaso perché ci ha di certo trasmesso la passione, no? E quindi in questo è stato un piacevole spunto. Inviterei il professor Giovanni Guiglia, che è docente di istituzioni di diritto pubblico, a raggiungerci qui presso l'Università di Verona per un contributo sulla Carta Sociale Europea, uno strumento vivente a tutela dei diritti umani. Sì, perfetto. Grazie veramente all'Ordine per aver organizzato anche una parte di questa giornata verso uno degli strumenti meno conosciuti di tutela dei diritti umani, che invece da un po' di anni a questa parte io sto studiando e può avere un rilievo essenziale, soprattutto in questa fase critica, direi, della nostra convivenza civile e anche dal punto di vista economico, critica per quanto si è detto fin dall'inizio di questa giornata, critica per le famiglie. Questa carta è alla base, della tutela dei diritti sociali nell'ambito del Consiglio d'Europa. Da questa mattina ho sentito parlare di diritti umani, di dignità, ed effettivamente il codice deontologico è ancora stato richiamato ultimamente, è stato richiamato anche dalla professoressa Campanini, così come sono stati richiamati anche altri temi legati alla dignità. La dignità trova le sue radici, come voi sapete benissimo, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, e di lì che discende anche il vostro codice deontologico necessariamente. È lo spunto migliore che si possa dare nel parlare di diritti, in quanto noi consideriamo la dignità un bene, un valore che non può essere bilanciato, vale a dire che è la bilancia su cui si pesano gli altri interessi e gli altri valori, ed è il presupposto quindi di tutti gli altri valori, dei diritti umani e in particolare dei diritti sociali. Voi avete a che fare quotidianamente con i diritti sociali e vi accorgete che a partire dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948 i diritti sociali sono stati finalmente riconosciuti come diritti indivisibili rispetto ai diritti civili e politici che storicamente li hanno preceduti, interdipendenti. E quando io faccio gli esempi ai miei studenti dell'interdipendenza dei diritti, faccio un esempio abbastanza plastico: il diritto di voto, il diritto politico per eccellenza, ma come può essere esercitato consapevolmente senza l'istruzione, senza essere istruiti, senza quindi mobilitare uno dei diritti sociali per eccellenza? E potremmo continuare con questi esempi che dimostrano come non c'è una gerarchia tra i diritti civili, tra i diritti politici e tra i diritti sociali. Il Consiglio d'Europa, con il Trattato di Londra del 1949, quindi l'anno immediatamente successivo alla Dichiarazione universale, vedendo il nostro paese tra i promotori, ha creato e ha istituito questo organo che è alla base della tutela dei diritti civili, dei diritti politici, ma anche dei diritti sociali. Lo strumento che voi tutti conoscete meglio è sicuramente la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che è del 1950, l'anno immediatamente successivo. Così come conoscete senz'altro parecchie sentenze, anche senza ricordarne il nome, anche e soprattutto senza ricordarne il numero, ma capendo quale tipo di peso possono avere nella vita quotidiana dei vostri stessi assistiti. Per esempio, prima, ricordando l'intervento della professoressa Campanini, mi veniva in mente l'accenno che ha fatto alle carceri e alla dignità dei detenuti, e c'è una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che è l'organo di controllo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, famosa sentenza Torreggiani, che fa riferimento proprio a questo aspetto: lo spazio vitale, il minimo vitale all'interno delle carceri, per cercare di non incidere più di tanto su quella che è la dignità dell'uomo, e quindi chiedendosi se veramente anche in quei luoghi di detenzione la dignità possa essere bilanciabile con gli altri interessi e con gli altri valori che sono anche esterni alla società.
Bene, la Carta Sociale Europea nasce soltanto dopo, nasce nel 1961, è firmata a Torino il 18 ottobre del 1961. E perché, mi direte, così dopo rispetto alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che è del 1950? Perché era in atto la guerra fredda, c'erano due modelli sociali ed economici, e quando l'influenza degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito si è fatta sentire all'interno del Consiglio d'Europa, si è fatta sentire per separare ciò che la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in fondo aveva unito, cioè i diritti civili e politici e i diritti sociali, che come sapete sono diritti collettivi. Ma c'erano due modelli e c'era una cortina di ferro, per cui nasce soltanto nel 1961, tutela in particolare i diritti sociali e in particolare è la premessa di tanti altri trattati e atti che voi sentite nominare e sono molto più conosciuti. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la Carta di Nizza del 2000, che nulla ha a che fare dal punto di vista giuridico propriamente detto, ma sicuramente dal punto di vista valoriale, con la Carta Sociale Europea, perché è la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che richiama i diritti sociali che sono contenuti nella Carta Sociale del 61. La Carta Sociale Europea ha una sua base, come vi dicevo, nel 61. Per chi ha un po' più di anni, il 1961 anche per il nostro paese è l'anno in cui si raggiunge forse l'apoteosi dal punto di vista economico, perché da quel momento in poi, se vogliamo, si inizia ad essere su un piano inclinato che arriva fino ai giorni nostri, dal punto di vista delle risorse che sono messe anche a disposizione della collettività. Viene rilanciata la Carta Sociale Europea nel 1996 con l'aggiunta di alcuni diritti che adesso lo vedremo subito perché il tempo purtroppo è tiranno, diritti che non sono contenuti direttamente, espressamente, né nella nostra Costituzione e nemmeno in fondo nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Possiamo dire che i due cataloghi, la Carta Sociale Europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è molto più conosciuta ai giorni nostri, si richiamano, ma che sicuramente molti più sono i diritti tutelati dalla prima, dalla Carta Sociale, che dalla seconda. Nell'ambito di questi diritti io vado a ricordarli non nell'ordine, per così dire, numerico in cui voi li troverete se avrete voglia di andarvi a vedere questo trattato, ma nell'ordine di importanza: l'abitazione, la salute, l'istruzione, il lavoro, la tutela giuridica e sociale, la circolazione delle persone e poi, per ultimo, il diritto e principio che li lega tutti, la non discriminazione in particolare. Vediamo velocemente. Qui purtroppo le citazioni degli articoli è doveroso per un giurista, necessariamente, ma voi cercate di arrivare, sono sicuro che lo fate, come lo fanno i miei studenti, al nocciolo, al centro, per così dire. Questo articolo 31, che è l'ultimo, badate, della Carta Sociale Europea riveduta, questo è l'acronimo, che cosa ci dice? Generalmente ci dice che bisogna che gli Stati favoriscano l'accesso ad un'abitazione di livello adeguato, che mirino a prevenire e ridurre la condizione dei senza tetto in vista di una loro totale eliminazione, a rendere i costi dell'abitazione accessibili alle persone che non dispongono di risorse sufficienti. Non è questa... guardate, questi articoli sono qui prodotti sinteticamente, ma nella loro letteralità, nel senso che non c'è un'interpretazione da parte mia, una sovrapposizione. Quindi pensate alla forza anche espressiva di questo lessico, di questo linguaggio nei confronti degli Stati, che sono i 47 Stati che fanno parte del Consiglio d'Europa, quindi non i 28 Stati dell'Unione Europea, ma di tutta l'Europa, perché ci sono anche tutti gli Stati che non fanno parte dell'Unione Europea. Poi, andando nello specifico, a chi riconoscere questo diritto all'abitazione? Anche ai lavoratori migranti e alle loro famiglie sul territorio, con un trattamento che non sia meno favorevole di quello concesso ai cittadini dello Stato membro che li ospita, dello Stato parte, per quanto riguarda, tra l'altro, l'abitazione.
andando avanti, cercando di non ricordare gli articoli, ma i contenuti, il diritto delle persone anziane ad una protezione sociale, lo ritroveremo poi se faremo in tempo più avanti, e questo diritto si declina anche nella disponibilità di alloggi adatti ai loro bisogni e alle loro condizioni di salute o di adeguati aiuti per queste persone, per gli anziani in particolare, per la sistemazione dell'abitazione. Quindi vedete che dalla affermazione generale, ma non generica, del diritto all'abitazione si scende all'interno della società verso quelle che sono le situazioni di debolezza stessa che si riscontrano dall'inizio, come vedremo anche al termine, alla sua conclusione. L'abitazione poi ancora contro per la tutela della povertà e dell'emarginazione sociale. Quindi per rimuovere la povertà e l'emarginazione sociale e dare dignità a queste persone, occorre anche fare in modo che gli Stati, per non mettere queste persone in condizioni di emarginazione sociale, li aiutino ad avere un'abitazione. La salute. Andrò velocemente, ma voi sono certo riuscirete a cogliere quelli che sono gli aspetti nodali che voi riscontrate poi tra l'altro in molta della legislazione vigente e in molte delle prassi anche applicative, ma che nello stesso tempo voi riscontrate a volte violati. La salute. Eliminare per quanto possibile le cause dei problemi di salute. Sempre, il soggetto è sempre lo Stato che in questo caso è il nostro Stato, perché fa parte fin dall'inizio della Carta sociale. A fornire servizi di consulenza e educazione per migliorare la salute e sviluppare il senso di responsabilità individuale in materia di salute. Vedete che si richiamano, e questo stavo riflettendo prima di iniziare il mio intervento, si richiamano anche gli interventi precedenti, perché ritornano degli aspetti che sono nodali proprio nella ricerca di un nuovo welfare in particolare. Prevenire per quanto possibile le malattie endemiche e anche gli infortuni, e qui c'è un richiamo chiaramente poi, come vedremo, al lavoro. La salute ed evitare infatti i lavori insalubri, quindi la Carta Sociale Europea ha una parte corposissima di disposizioni orientata e dedicata al lavoro. Fare in modo che le politiche nazionali siano coerenti in materia di salute dei lavoratori, adottando le norme necessarie per la salute. I bambini e gli adolescenti. Fissare a 15 anni l'età minima per l'ammissione al lavoro. Fissare a 18 anni l'età minima per l'ammissione al lavoro per alcune occupazioni considerate insalubri. Prevedere che le persone che abbiano meno di 18 anni non siano occupate, in determinati lavori che siano sottoposte a un regolare controllo medico, cosa che invece manca molto spesso negli ambienti di lavoro. Garantire l'effettivo esercizio delle lavoratrici alla tutela della maternità, impegnando gli Stati a vietare alle donne in gravidanza e a quelle che abbiano recentemente partorito o che allattano l'impiego in lavori insalubri. L'istruzione. Effettivo esercizio del diritto dei bambini e degli adolescenti ad essere tutelati in modo tale che possano essere impegnati nell'attività scolare obbligatoria e che in quell'attività non siano impiegati in lavori che li privino della possibilità di andare a scuola. Il diritto dei bambini e degli adolescenti quindi ad avere un'istruzione e una formazione di cui necessitano e quindi garantire un'istruzione primaria e secondaria gratuita, cosa che il legislatore non riesce a fare, e a favorire una regolare frequenza scolastica, gli abbandoni scolastici in particolare. Poi l'insegnamento della lingua nazionale dello Stato di accoglienza nei confronti dei migranti e dei loro familiari. Questi sono diritti che sono stati scritti, che sono stati consacrati nel 61, riprodotti, riformulati nel 96
ma di cui chiaramente non si avvertono i segnali positivi all'interno di molti paesi, senza puntare il dito nei confronti del nostro. Addirittura l'insegnamento della lingua materna del lavoratore migrante ai suoi figli deve essere promosso e facilitato dagli stati di accoglienza, figuriamoci. Il lavoro, lunga pagina, come vi dicevo, all'interno della Carta sociale. Garantire il diritto al lavoro e soprattutto garantire il diritto ad un lavoro liberamente, non coattivamente intrapreso. Istituire e mantenere servizi di collocamento, assicurare e favorire l'orientamento, la formazione e il reinserimento quando questo sia necessario. Un diritto alle eque condizioni di lavoro, con una durata ragionevole per il lavoro giornaliero e settimanale, garantendo un minimo di 4 settimane di ferie annuali retribuite a ciascun lavoratore. Eliminare i rischi inerenti ai lavori pericolosi e insalubri, garantire un riposo settimanale e prevedere giorni festivi retribuiti, garantire che i lavoratori che svolgono un lavoro notturno beneficino di misure che tengano conto della particolare natura di questo lavoro. Diritto a condizioni di lavoro salubri e sicuri e anche l'impegno a riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza, di salute dei lavoratori e dell'ambiente in cui operano. Adottare norme per la sicurezza e per la salute. Promuovere la progressiva istituzione di servizi sanitari sul lavoro. Il diritto ad un'equa retribuzione, un altro tema molto scottante. Il diritto dei lavoratori ad una retribuzione sufficiente, ad un tasso retributivo maggiorato per il lavoro straordinario, ad un'eguale retribuzione per un lavoro di pari valore. La libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni per la tutela dei loro interessi economici e sociali. Il diritto di sciopero, l'esercizio effettivo del diritto alla contrattazione collettiva. Molti di questi diritti sono richiamati nella nostra Costituzione, altri invece non vi trovano, non sono presenti. Il diritto di tutti i lavoratori alla tutela della loro dignità sul lavoro per promuovere e sensibilizzare l'informazione, la prevenzione in materia di molestie sessuali sul luogo di lavoro o in relazione al lavoro e adottare ogni adeguata misura. E ancora l'informazione, appunto, su atti che siano riprovevoli, ostili o offensivi, dirette nei confronti di singoli lavoratori sul luogo di lavoro. La tutela giuridica e sociale. E qui veniamo a un elenco di diritti che in qualche modo riguarda gli assistenti sociali più da vicino. Il diritto alla sicurezza sociale, il diritto all'assistenza sociale medica, il diritto ad usufruire di servizi sociali, il diritto delle persone con disabilità all'autonomia, all'integrazione sociale e alla partecipazione alla vita della comunità, il diritto della famiglia ad una tutela sociale, giuridica ed economica, il diritto dei bambini e degli adolescenti a una tutela sociale, giuridica e economica, il diritto delle persone anziane ad una protezione sociale, il diritto alla tutela contro la povertà e l'emarginazione sociale. Il penultimo articolo della Carta rivista nel 1996. Stabilire o mantenere un sistema di sicurezza sociale. Stabilire o mantenere. Mantenere il sistema di sicurezza sociale ad un livello soddisfacente. Adoperarsi per elevare progressivamente il livello del sistema di sicurezza sociale. Ecco, a questo punto fermiamoci un attimo rispetto anche a quello che ho sentito dire da autorevoli esponenti politici questa mattina e cercando di proiettare questo loro discorso verso quelle che sono le sensibilità di questi organi di controllo che vedremo, perché c'è un organo di controllo anche per la Carta Sociale Europea, che è il Comitato Europeo dei Diritti Sociali. E non è solo quest'organo che fa riferimento a questo termine e al principio che adesso andrò a ricavare in negativo, per così dire.
elevare progressivamente il livello del sistema di sicurezza sociale. Significa ricavare da questa disposizione, come è stato fatto nei confronti della Grecia, che l'anno scorso è stata condannata per le sue politiche pensionistiche dal Comitato Europeo dei Servizi Sociali, significa ricavare un principio di non regressione rispetto a quello che è lo stato del sistema di sicurezza sociale. Naturalmente non in senso assoluto, e questo è il punto su cui vorrei in qualche modo richiamare la vostra attenzione, non è un principio di non regressione rispetto a quello che abbiamo oggi, in senso assoluto, ma significa che quando si disegnano o si ridisegnano delle politiche sociali e si devono fare dei tagli, bisogna farlo dimostrando attraverso degli studi anche attuariali, studi che mettano in evidenza tutte quelle che sono le possibili alternative, perché per questo è stata condannata la Grecia, aver fatto una scelta neoliberista sulla base di quelli che sono stati i diktat della famosa Troika, no? La Banca Centrale Europea, la Commissione Europea, il Fondo Monetario Internazionale, senza aver fatto una scelta che in qualche modo, rispetto ai tagli che dovevano essere operati, fosse quella meno dolorosa e che soprattutto non emarginasse intere categorie di soggetti. Questo quindi significa che anche le politiche sociali sono sottoposte a controllo. Non sono solo le legislazioni nazionali, ma sono anche le politiche che vengono adottate a livello statale, a livello regionale, secondo quello che è la suddivisione territoriale di ciascuno degli stati che fanno parte di questa carta, sono messe sotto una lente che può portare a indicare una violazione quindi di questa disposizione. La Grecia è stata condannata per la violazione di questa disposizione rispetto alle leggi che è stata costretta sicuramente ad adottare dalla Troika, ma che hanno colpito in maniera generalizzata e senza aver fatto una scelta oculata intere categorie di lavoratori, in questo caso intere categorie di chi aveva già lavorato, cioè dei pensionati in modo particolare. Quindi questo un'altra delle disposizioni che, come vedete, anche in periodi di crisi è entrata immediatamente in gioco. E poi il vostro compleanno, qui festeggiato, con una disposizione che è presente nella Carta Sociale Europea, il diritto all'assistenza sociale e medica, espressamente contemplato nella Carta Sociale, per fare in modo che ci si accerti che ogni persona che non dispone di risorse sufficienti e che non è in grado di procurarsele con i propri mezzi, possa avere delle prestazioni derivanti da un sistema di sicurezza sociale, possa ottenere cioè un'assistenza adeguata, appropriata si potrebbe dire, e in caso di malattia le cure necessarie in considerazione delle sue condizioni. Fare in modo che ci si accerti che le persone che beneficiano dell'assistenza sociale e medica non subiscano, in ragione di questi aiuti, di questi ausili, una diminuzione dei loro diritti politici e dei loro diritti sociali. A prevedere che ciascuno possa ottenere mediante servizi pubblici o privati ogni tipo di consulenza e di assistenza necessaria a prevenire, eliminare o alleviare lo stato di bisogno personale, le politiche di prevenzione a cui si faceva riferimento, quale peso dare e come bilanciarle per dare modo al diritto all'assistenza sociale di essere effettivamente esercitato e fruito. Applicare in condizioni di parità con i loro cittadini le misure sopra elencate anche ai cittadini degli altri stati, che fanno parte ovviamente della Carta Sociale e che si trovino regolarmente, cioè legalmente, sul loro territorio. Articolo 14. Ad incentivare o organizzare servizi che utilizzano i metodi propri del servizio sociale e che contribuiscono al benessere e allo sviluppo degli individui e dei gruppi nella comunità, nonché al loro adattamento all'ambiente sociale. Promuovere la cooperazione tra i servizi sociali pubblici o privati dei paesi di emigrazione, quindi di provenienza, e di immigrazione. Adesso io sarò costretto, perché siamo negli ultimi 5 minuti della mia relazione, a saltare e quindi ad andare, se è possibile vediamo di andare alla parte finale,
sì, ma ci mettiamo una vita così, ecco, quindi torniamo indietro, esatto, e andare all'organo che tutela tutto questo. Deve andare alle ultime slide. ESC, perfetto. E andiamo fino alla fotografia del comitato, ecco qua, fino a questa. Perfetto, adesso ritorniamo nella presentazione, ci deve essere un simbolo, ecco qua, su questo simbolo qua. No, no, eccolo, perfetto, adesso ci siamo. Qual è l'organo di controllo che, al pari della Corte europea dei diritti dell'uomo, controlla le eventuali violazioni e quindi le applicazioni da parte anche del nostro Stato della Carta Sociale Europea? Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali. Non è molto conosciuto. Nell'ambito del diritto internazionale la differenza è evidente solo per gli addetti ai lavori. Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali non è una corte, è un organo quasi giurisdizionale, ma dal punto di vista degli effetti delle sue pronunce, nell'ambito del diritto internazionale non c'è differenza rispetto a quelle che sono le pronunce della Corte, cioè le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Quando uno Stato viola la CEDU, la Convenzione, è la Corte ad accertarlo con delle sentenze. Quando lo Stato italiano, come ha già fatto diverse volte, in particolare nel 2010 nei confronti dei campi Rom a Roma, e viene condannato rispetto a quella legislazione, alla legislazione di quell'epoca, che però mi sembra sia ancora non più vigente ma praticata nei fatti, assolutamente, è il Comitato Europeo dei Diritti Sociali a dirlo. Ad aver violato la Carta è l'Italia. Le conseguenze sono che l'Italia ha violato uno degli obblighi imposti dalla Costituzione. Articolo 117, primo comma della Costituzione, rispettare gli obblighi internazionali assunti. Quindi in quel momento, rispetto alla comunità internazionale, l'Italia è in violazione, come diceva anche la professoressa Campanini nel suo intervento. Non è solo Amnesty International che ce lo dice, ma è anche il Comitato Europeo dei Diritti Sociali. Quest'organo è un organo di esperti indipendenti che esercitano il loro controllo, sono 15, in base a due procedure. La procedura di rapporti periodici degli Stati, cioè che gli Stati devono periodicamente inviare, e la procedura dei reclami collettivi. Quest'ultima la più importante perché è entrata in funzione nel 1998 e sta dando esiti molto positivi. Anche se sforerò un attimo, chiedo scusa, ma è questo il momento importante, clou per gli assistenti sociali, per voi che siete presenti, e per me che li vado a formare. Il passaggio dall'idea che la tutela dei diritti sociali sia soltanto una tutela interna, sia legata solo alla nostra Costituzione e non anche a tutta questa serie di atti internazionali. Cioè oggi i cittadini vengono tutelati secondo quello che noi chiamiamo un pluralismo pratico rispetto al pluralismo giuridico e costituzionale che sta a monte. È la tutela multilivello dei diritti e significa che si fa un po' come si fa alla televisione, zapping, rispetto all'organo che mi dà la maggiore garanzia di tutela per quel diritto in quel momento. E quindi significa poter accedere non solo alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma anche a questo comitato. E adesso, nelle ultime slide, nelle slide che vi appunto illustrerò, voi vi accorgerete che è molto più facile arrivare a quest'organo rispetto alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La procedura di controllo è una procedura, quella sui rapporti, significa che gli Stati periodicamente, su tutti gli articoli della Carta Sociale, devono presentare rapporti corposissimi, che vengono esaminati dal Comitato e su cui vengono raccolte le osservazioni delle parti sociali, le ONG in particolare, che sono dirette sia allo Stato che deve formulare il rapporto, sia al Comitato che deve analizzare quel rapporto. Come si concludono questi rapporti? Si concludono di fronte a un organo che è composto da rappresentanti degli Stati, dei 47 Stati membri, e alla luce delle informazioni che quest'organo, che si chiama Comitato Governativo, riceve, si possono avere delle raccomandazioni
dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nei confronti dello Stato. Si raccomanda cioè allo Stato di rientrare nei ranghi, cioè di evitare quelle violazioni che il Comitato Europeo dei Diritti Sociali riesce a individuare sulla base del rapporto. Per esempio, per quanto riguarda le pensioni, una condanna dell'Italia, il fatto che queste pensioni sociali, le pensioni sociali, siano al di sotto di quella che è la media europea per il minimo vitale, per la sopravvivenza. È una condanna. È una condanna anche questa, anche se viene formulata in 10 secondi, anzi meno, nei telegiornali di quel giorno, però è una condanna e l'Italia l'ha subita. Il Comitato dei Ministri decide sulla base di queste indicazioni di indirizzare appunto delle raccomandazioni perché gli Stati modifichino la loro legislazione e la loro prassi applicativa. Ma la procedura che sicuramente è più interessante in questo momento e che sta ottenendo esiti positivi non solo per la Grecia ma anche per il nostro Paese è la procedura di controllo basata sui reclami collettivi. In che cosa consiste questa procedura? Consiste nel presentare un reclamo che non è individuale, ma è, siccome stiamo trattando di diritti sociali, è un reclamo collettivo, non è un singolo che può presentare questo reclamo, ma sono soltanto taluni soggetti che sono individuati dalla Carta. Le organizzazioni internazionali di datori di lavoro e di lavoratori, in particolare la Confederazione Europea dei Sindacati, Business Europe, l'Organizzazione Internazionale dei Datori di Lavoro, poi anche le altre organizzazioni internazionali non governative che siano riconosciute come tali in un elenco formulato dal Consiglio d'Europa, poi ancora le organizzazioni nazionali rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori, i sindacati in modo particolare. Attualmente sono pendenti perché presentati al Comitato Europeo dei Diritti Sociali dei reclami che provengono sia dalla CGIL che dalla CISL, per esempio, nei confronti di particolari disposizioni della Carta che non vi starò qui in questo momento a dire. Poi ancora le organizzazioni nazionali, le non governative, ma soltanto se lo Stato coinvolto ha dichiarato che sono abilitate. Purtroppo l'Italia, come moltissimi altri paesi, non l'ha fatto e quindi attualmente la via che va seguita è quella dell'organizzazione internazionale non governativa o quella delle organizzazioni nazionali rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori. Non sono quindi ammessi ricorsi del singolo. Che cosa succede quando si presentano questi reclami da parte di queste organizzazioni internazionali e nazionali? La violazione può essere anche astratta e questa è la grande differenza rispetto alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Non devo essere di fronte ad una vittima, non devo essere di fronte ad una violazione che si è già presentata concretamente. Basta soltanto che la legge sia entrata in vigore e che dimostri di essere in contrasto con la Carta Sociale Europea. Quindi non è necessario essere vittime e non occorre, e questo è l'aspetto essenziale dal punto di vista economico per chi vuole presentare reclami, non occorre aver esaurito le vie di ricorso interne. Non devo passare dal giudice di pace, arrivare in appello, in tribunale, arrivare in Cassazione. No, tutto questo non è necessario. Posso andare direttamente su due piani, posso agire parallelamente rispetto al giudice interno, nello stesso tempo posso invocare con questo reclamo l'intervento del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, che accertando la violazione non potrà che avere un'influenza persuasiva, ovviamente non obbligatoria in quel momento, ma persuasiva, nei confronti di quello che è appunto la violazione da parte di questo Stato. Vado a concludere, siamo veramente alla fine. Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali decide in ordine all'ammissibilità del reclamo, quasi sempre è ritenuto ammissibile, e poi decide nel merito, cioè decide la questione nel merito. A questo punto questa procedura ha un seguito. Viene adottata una decisione, non si chiama sentenza ma si chiama decisione, da parte del Comitato Europeo dei Diritti Sociali. È il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, l'organo politico più elevato all'interno del Consiglio d'Europa, che si assicura che gli Stati portino le loro situazioni interne in conformità con la Carta.
Se ciò non accade in tempi ragionevoli, indirizza delle raccomandazioni ancora una volta allo Stato in questione. La forza è persuasiva nei confronti dello Stato. Lo Stato non vuole essere additato a quel tavolo con gli altri ministri presenti di una violazione patente e perdurante di quel trattato. Non vuole essere, cioè, da meno rispetto agli altri. Queste procedure quindi consentono di essere monitorate da parte di un servizio che è il servizio della Carta Sociale, e se voi volete andare a vedere che cosa ha fatto l'Italia quando è stata condannata, come ha dato seguito a queste decisioni, potete farlo andando sul sito della Carta stessa, dove troverete appunto il monitoraggio di questi atti. Per concludere e per maggiori informazioni, visto che io sono qui non solo nella veste di docente di diritto pubblico, di istituzione di diritto pubblico presso l'Università di Verona, ma anche come presidente della sezione del Réseau Académique, appunto della rete accademica sulla Carta Sociale Europea, vi invito ad andare non solo sul sito della Carta, dove troverete un'amplissima possibilità di essere informati molto meglio di quanto io non abbia fatto in questa mezz'ora, e poi vi invito anche ad andare sul sito della nostra rete accademica, dove troverete e vedrete come si stanno muovendo anche gli altri accademici in tutta Europa per cercare di dare forza ai diritti umani e fare sì che la Carta Sociale Europea sia uno strumento vivente per i diritti umani. Grazie. Grazie al professor Guiglia. Stiamo raccogliendo impulsi interessanti e procederemo nel corso della giornata in questo percorso di esplorazione del tema dignità e valore della persona. Abbiamo organizzato un coffee break che si terrà nella sala qui fuori, e l'abbiamo fatto affidandoci alla cooperativa Il Samaritano, afferente alla Caritas diocesana veronese. Abbiamo maturato un relativo ritardo e quindi insomma ci daremo tempo, una ventina di minuti per ristorarci, e poi 11:30, 11:35 riprendiamo. Grazie. Allora, prima di riprendere i lavori, volevo dirvi che abbiamo pensato di gestire il dibattito di fine giornata con interventi preordinati, quindi invitiamo chiunque di voi volesse intervenire di prenotarsi in segreteria fuori e prevedere interventi di massimo 5 minuti. Si diceva ad inizio giornata che ci hanno inviato 2 lettere, 2 personaggi insomma importanti di un certo peso. Ascoltiamo adesso le parole che ha rivolto in realtà al Consiglio nazionale dell'Ordine, ma in realtà a tutti noi, il Presidente della Repubblica Mattarella. Allora riprendiamo questa seconda parte della mattinata. Oltre agli auguri per la buona riuscita dell'evento del nostro Presidente che oggi è a Roma, sono arrivati anche gli auguri del Capo dello Stato Mattarella. In occasione dell'incontro di riflessione e dibattito che il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha organizzato per il 17 marzo in concomitanza con la Giornata Mondiale del Servizio Sociale, desidero manifestare a tutta la comunità degli assistenti sociali italiani il mio apprezzamento per la delicata opera professionale svolta. Gli assistenti sociali, prodigandosi in situazioni complesse e difficili, contribuiscono in maniera preziosa alla necessaria azione
di rammendo di un tessuto sociale spesso messo a dura prova. In difesa delle fasce più deboli della popolazione concorrono, soprattutto oggi, ad alleviare i disagi, promuovendo condizioni di affermazione di diritti e di equità, favorendo una maggiore attenzione delle decisioni pubbliche alle istanze della società civile. Con questo convincimento rivolgo a tutti i partecipanti all'incontro, con il mio saluto più cordiale, un sentito augurio per la maggiore riuscita dei lavori assembleari. Sergio Mattarella. Bene, secondo il programma c'è adesso l'intervento di Alessandro Sicora, che è un nostro collega, è un ricercatore ed è un docente. Lui non è presente. Un saluto innanzitutto. Non è presente fisicamente, è presente con un video messaggio, una video relazione. Allora ascoltiamo Sicora. Un saluto innanzitutto a tutti quanti e i miei auguri di buona giornata internazionale del servizio sociale, buon Social Work Day. Ringrazio innanzitutto gli organizzatori che mi consentono, tramite questo video registrato con mezzi di fortuna, di essere pur virtualmente insieme a voi in questa giornata importante. Non mi è possibile essere invece materialmente e fisicamente, in quanto mentre voi guarderete questo video sarò impegnato a San Pietroburgo in Russia in un'attività di ricerca, una tra le prime finanziate dall'Unione Europea nel campo del servizio sociale, sul tema importante e importantissimo d'attualità dell'impatto che il tema del neoliberismo, del mercato, delle privatizzazioni sta avendo sul servizio sociale, sui servizi sociali e sui servizi sanitari. È in una seconda ricerca che abbiamo iniziato con un gruppo di università di 11 paesi nell'Unione Europea e fuori dall'Europa, anche a vedere qual è il rapporto nell'ambito di queste diverse nazioni del servizio sociale con il terzo settore. Perché dico queste cose? Per segnalare che alcune delle considerazioni che porterò in questo breve video sono sicuramente legate a questa prospettiva internazionale, una prospettiva internazionale che non è qualche cosa di remoto, lontano, ma è qualche cosa di assolutamente vicino a questo momento, non sempre facile, che il servizio sociale sta vivendo anche in Italia. Il World Social Work Day del 2015 è stato focalizzato sul tema della dignità e del valore delle persone, un tema importante, importantissimo, un valore che è al centro del servizio sociale sin dalla sua fondazione. Va tuttavia segnalato che anche in Italia, così come nel resto del mondo, la tradizione del servizio sociale e le conquiste che questo è riuscito ad ottenere sono sempre più minacciate da un'erosione di quella che sono i diritti di cittadinanza sociale, quelle che sono le garanzie che erano state poste a sgravio, in aiuto alle persone che per una qualche ragione si dovessero trovare in condizione di bisogno, di necessità. Oggi, ponendo l'enfasi sulla libertà individuale, si sta di fatto privatizzando il rischio. Se hai un problema, tutto sommato è un affare più tuo che di tutti quanti noi collettività, e questo sta comportando di conseguenza una strisciante, anzi mi verrebbe da dire una sempre più palese deresponsabilizzazione degli attori istituzionali. Lo Stato, la sfera pubblica sempre di più arretra, sempre di più ritira risorse, lasciando gli operatori e i servizi in prima linea nell'affrontare e nell'aiutare le persone che si trovano, anche per effetto della crisi che abbiamo da vari anni ormai, ad affrontare nuovi e più intensi problemi.
dicevo di privatizzazione del rischio, ma questa parola privatizzazione, questa idea del mercato, è anche un'idea che sta entrando in maniera sempre più massiccia nel servizio sociale. Si parla di managerialismo o di gestione managerialistica dei servizi, che significa per certi aspetti non tanto porre dei nuovi strumenti, dei strumenti più efficaci ed efficienti in questa continua conquista del benessere, in questo continuo tentativo di dare una risposta alle persone che si trovano in condizioni di bisogno, ma di fatto, a mio avviso, sta portando a una sorta di perversione tra ciò che è mezzo e ciò che è fine. Sempre di più anche gli assistenti sociali si trovano a dover riempire moduli, a fare attenzione al cosiddetto budget, a inseguire indicatori di performance. Tutto bene, benissimo, ma attenzione, tutte queste cose che ho citato un istante fa sono dei mezzi e non dei fini. Non è il fine, ovviamente, di un servizio sociale quello di far quadrare il budget, ma far quadrare il budget è il mezzo per poter dare risposte adeguate, anche innovative, alle persone che si trovano in condizioni di difficoltà. L'arretrare quindi degli attori istituzionali, l'impoverirsi di quelle che sono le risorse e le possibilità che il servizio sociale ha di dare un aiuto fattivo alle persone, sembra per certi aspetti che stiano aprendo due strade, due possibili futuri al servizio sociale e alla professione di assistente sociale in Italia così come all'estero. Da un lato quella di diventare un erogatore di prestazioni, un erogatore automatizzato da procedure codificate che non lasciano spazio a una valutazione professionale. Ovviamente questo tipo di automatizzazione porta anche all'idea che non serve un'adeguata formazione, una formazione che invece, al contrario, quella che cerchiamo di dare nelle università, aiuti i futuri assistenti sociali a ben lavorare sulla decodifica della domanda, sulla valutazione dei bisogni, delle situazioni, delle domande, sulla progettazione degli interventi e sull'avvio di questi interventi insieme all'utenza, insieme agli altri soggetti con i quali assieme si può creare rete. Certo, per percorrere questa seconda strada è importante in un qualche modo fare una continua manutenzione di quelle che sono gli strumenti di lavoro. Quando parlo di manutenzione, virgolettando un attimo, indubbiamente faccio riferimento alla formazione, all'aggiornamento permanente, faccio riferimento ai sempre più rari, più preziosi momenti di supervisione, ma soprattutto faccio riferimento a qualche cosa che mi è particolarmente caro, alla pratica riflessiva. Pratica riflessiva significa dare spazi, tempi, strumenti alla riflessione, non lasciarla alla occasionalità, alla casualità, ma darsi strumenti. Ci sono strumenti, tecnicamente è possibile con la pratica riflessiva migliorare la propria professionalità, quella della propria equipe, ed è importante che questo tipo di percorso volto al miglioramento delle proprie capacità, a un miglioramento continuo, poiché la realtà sociale oggi come ieri è in continuo mutamento, problemi che oggi ci sono rilevanti, il tema dell'immigrazione, il primo che viene in mente, una volta non esistevano neanche, se non al contrario per un paese quale è l'Italia. Quindi è importante aggiornare e approfondire e farlo assieme agli altri colleghi. Questa pratica riflessiva, intesa in questo modo, consente di darsi strumenti, di darsi attenzione alla persona che indubbiamente la frettolosità a cui il carico di lavoro e la ristrettezza dei mezzi costringe molti assistenti sociali, purtroppo allontana
tema delle dignità e valore della persona indubbiamente richiama il tema delle infinite possibilità che ciascuno di noi come essere umano ha, il tema delle identità plurali e dinamiche che ciascuno di noi ha. Ecco. Una persona non è un tossicodipendente, l'etichetta tossicodipendente è un'etichetta, ecco, indubbiamente, non è un immigrato, una persona non è un assistente, cioè, ma queste cose e tante altre cose assieme. È importante, pertanto, per concludere questo mio breve intervento, credo che sia importante sottolineare questa continua attenzione alla dignità e al valore delle persone nell'ambito di una pratica che si dia la possibilità di fermarsi, di riflettere e di fare attenzione di non essere un po' come il coniglietto di Alice nel Paese delle Meraviglie che corre, magari fa tante cose senza sapere dove va. Dobbiamo per certi aspetti riappropriarci di quello che sono i valori e le tecniche fondanti del servizio sociale. In altre parole, è un po' come se si debba sostituire il cronometro, che spesso ci ritroviamo in mano e dover fare tante cose in poco tempo e con poche risorse, con una bussola che ci consenta di ritrovare la direzione che è costituita sicuramente dai valori e dai principi della professione, tra i quali per l'appunto oggi si ricorda quello della dignità e del valore della persona. In questo cammino non vi è spazio per l'improvvisazione, per il solo buon cuore. La motivazione è importante sicuramente, ma c'è bisogno di dotarsi di strumenti che siano capaci di andare lì dove le persone si trovano in difficoltà. Vi lascio con queste parole, vi ringrazio per la vostra attenzione e mi scuso per l'informalità e forse un po' per la non piena organicità del mio intervento. A tutti quanti voi un augurio di buona giornata, un augurio di buona giornata internazionale del servizio sociale.